Siamo pronti per farvi divertire, siamo qua per tutti voi, la squadra è pronta. Un saluto anche dal giudice arbitro che è Stefano Doneddu, dalla sua giuria. Abbiamo una giuria composta da 5 persone che dovrà governare tutte le problematiche che speriamo non avremo. Poi abbiamo i cronometristi, abbiamo i collaboratori, abbiamo lo staff e abbiamo le contrade. Rivo, frazione di Paluzza, è un piccolo paese carnico i cui abitanti, come giustamente ha detto il nostro Romano, sono chiamati i Croz. Ubicato nell'alta Val del But, sorge sulla riva sinistra dell'omonimo corso d'acqua e sul declivio del versante nord-est del Monte di Rivo. Il toponimo, in friulano Riu, ovvero ruscello, nasce dalla posizione geografica dell'abitato. Il paese infatti è delimitato a nord dal Rio di Ghiambe e a sud dal Rio di Cente ed è attraversato da un ulteriore Riu. E questo è un inno propiziatorio per la vincita del palio. Somavile e Sompraz si trovano nella zona nord di Paluzza. Lo racconto io perché faccio anche da speaker della mia contrada. Somavile è una delle vecchie zone di Paluzza dove è nato Paluzza e si contraddistingue più che altro da delle persone che hanno creato la storia, hanno immortalato la storia di Paluzza e di Somavile. Citiamo in questo caso 2 persone, Alfio Inglaro, che non è più tra noi, però ci tengo a ricordare perché ha veramente fatto la fotografia di quello che era gli accadimenti della zona di Somavile. E poi c'è Giulio Del Bon, che è uno storico che ha saputo raccontare in vari libri quelle che sono le storie di Paluzza, i nomi di Paluzza, dei luoghi, eccetera, eccetera. Casali Sega è la prima borgata della frazione di Naro, che si incontra percorrendo la strada in direzione del passo di Monte Croce Carnico. A governarlo con leggi e moneta propria, ovvero stauri e fischi, è il Granduca, attenzione, con l'ausilio di un guardasigilli e un gran ciambellano e di una corte. Lo stendardo del Granducato rappresenta gli che caratterizzano la sua storia: l'antica maina di Sant'Osvaldo, una segheria, il Klapstalir e il leggendario fischiosauro, animale che si dice abitasse nelle paludi limitrofe. Eccolo che arrivano. La nostra contrada della Val d'Incaroio, scavata nel Chiassò, vanta una storia molto antica che trova origine nei rinvenimenti archeologici del Paleolitico e che poi continua con le necropoli celtiche di Misincinis. Queste ultime furono opera di un popolo la cui tradizione è risalente, fa risalire numerose credenze e riti locali, come la Femenate, ad esempio, tradizionale fuoco epifanico. Tra i pendii e il fondovalle si erge il paese di Paularo, di cui 3 sono le frazioni storiche, come dimostrato dal suo vessillo che riporta per l'appunto 3 torri. La contrada di Cente, provenendo da Tolmezzo, è sita all'ingresso del paese. Ne fanno parte tutte le abitazioni che si affacciano sulla via principale, via Roma. La via principale per l'appunto del nostro paese è una contrada storica del Pae da Schiarogiules e nel suo vessillo presenta la chiesa di San Giacomo, oggi sconsacrata, di cui abbiamo notizia già nel 1602 in occasione della visita del canonico di Cividale Augustino Bruno, per conto del patriarca di Aquileia. Naunina è una piccola frazione del comune di Paluzza, corrispondente alla zona più alta del paese. Conserva ancora qualche struttura antica, come il lavatoio del 48 ristrutturato recentemente. Dalla piazzetta si raggiunge la località Rinciò, dove sono presenti 2 vasche in pietra per l'acqua, che servivano da abbeveratoio sia quando le abitazioni non erano servite dall'acquedotto per usi domestici. Sempre nella parte alta della frazione ci sono 2 antiche case, entrambe del XVI secolo, Casa dei Franceschi e Casa dei Brunetti. Gli abitanti sono circa una settantina. In controtendenza, Naunina conta ben 10 bambini, dei quali una bimba nata lo scorso mese.
Proseguendo verso nord, lungo la strada del Moscardo per 4 km, si trova la frazione di Cleulis, dal latino clivus, colle, toponimo che compare già nel 1342. Il paese, di circa 400 abitanti, è composto da 5 borgate chiamate Cleulis, Placis, Laipacco e Aip, insieme a Gleria, circondata dalla fascia verde della faggeta del Bosc Van Diep. La popolazione cerca di mantenere intatte le tradizioni, gli usi e i costumi di un tempo, come la festività di Sant'Osvaldo e il lancio das Cidulines. Dal punto di vista paesaggistico ricordiamo 2 località le cui antiche casere erano state riadattate e adibite ad agriturismo: Malga Lavareit e Promosio. Place è uno dei 2 borghi predominanti della frazione di Testeons, che si trova a nord di Paluzza, oltre il ponte sul fiume Pontaiba. Forte è il legame del borgo di Place con quello di Vile, perché infatti insieme sfilano. Place significherebbe generalmente piazza, ma più precisamente circoscrive la Placiute, sotto l'albero secolare tra l'incrocio di via Villa e via Divisione Giulia. Il termine vile, ovvero villa o paese, nasce invece in ricordo di uno dei primi insediamenti abitativi sotto il castello di San Daniele, ora chiesa di San Daniele, la cui presenza è già attestata da un documento, pensate, del 1259. Sutrio, comune limitrofo a Paluzza, si stende sulla destra del fiume But, su un territorio in cui numerose sono le tracce del passato, risalenti all'età celtica e all'epoca romana. La popolazione della contrada è divisa in 4 frazioni, ovvero Sutrio, Noiaris, Priola e Zoncolan, tutte pittorescamente situate su antichi terrazzi elevati tra 40 e 60 metri. Ma se c'è un aspetto però che ha reso famoso in carne al nome del paese, è sicuramente la sua secolare maestria nell'artigianato del legno. Iusciul e Tausie sono 2 borghi facenti parte del comune di Trepoli Gosullo, di recente uniti in una singola comunità. Si trovano nella Val Pontaiba, che ha inizio a Paluzza e che sale fino alle vette delle montagne al confine con l'Austria. Sono entrambi raggiungibili da 2 strade che collegano 2 vallate, ovvero quella del But, in cui si trova la nostra Paluzza, e quella di Incaroio, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, in cui si trova infatti Paularo. Gli Iusciul e Tausie rappresentano una bella realtà carnica, esempio di aggregazione di bordi che restano uniti in nome dell'amicizia che li lega e dell'amore della terra in cui vivono. Sfila per la 3ª volta dopo anni d'assenza la frazione di Gombe da Poc, posta all'entrata di Paluzza in prossimità del centro studi. Pardaur invece, che sfila con Gombe, non solo è la contrada più giovane, ma corrisponde alla sezione più recente all'interno del paese. Situata nella zona centrale di Paluzza, comprende le villette a schiera e le case popolari alle spalle del centro, come allude il nome stesso, Pardaur, ovvero dietro al centro. La giovane contrada è perenne memoria della catastrofe causata da uno dei terremoti che più ha sconvolto la Carnia e il Friuli intero, l'Orcolat. È infatti nei mesi successivi a quegli eventi drammatici che nuove case vennero costruite per creare quella che è diventata Raur. Cercivento, confinante con Paluzza, sorge tra la Val Calda e la Val del But. È composto dalle 2 ville di Cercivento di sopra e di sotto, oltre alle località di Vidal, Costa e Chianderlin. Il toponimo deriva da circumventum e che indica la posizione del paese tra 2 valli, dove frequentemente spira il vento. Il monte Tenchia che sovrasta il paese è ricordato soprattutto per la località Il Pian delle Streghe, che trae il nome dalla leggenda cantata anche da Carducci. Ricca è la storia del borgo, il cui periodo di maggiore sviluppo architettonico è legato al commercio ambulante e stanziale nei paesi esteri dai famosi commercianti carni, i Kramars. Prima in testa, con una tecnica assolutamente funzionante. È un gioco di squadra, perché uno fa delle attività e l'altro ne fa altre, e devono incrociarsi perfettamente. Prima si conferma per il momento il vantaggio, con 3 legnetti, già portare in un'altra parte.
Liu Shu, su! Va bene. Ed ecco Rio che ha portato Luigi Maledetto. Dovrebbe sapersi il quarto personale, ma subito la riporta in postazione. Forza! Vai via! Eccoci! Finito! Dai, lo teniamo per buono. Ci siamo. Ecco i giudici che danno supporto a questi ragazzi. Bravissimi. Portiamo avanti la regolare. Facciamo un applauso per la prima batteria! Via! Vediamo chi sarà il primo a portare nell'altra parte dei legnetti. Voi da qui non lo sentite, ma vite sul odore di legno impressionante. Sopravvive, sta recuperando. Mentre qua non è da meno. Qui c'è un tipo incredibile, ragazzi, madonna santa. Forza, correte, vai! Cente stanno del filo da torcia a sopravvivere. Mentre la linea è sempre avanti. L'handicato e il Placio invece sono a pari merito. Con 1 minuto, 2 secondi e 64 decimi la contrada di Liu Shu con un alzato da linea largo Carlalberto. Facciamo una piccola variazione in corso. Cari amici di Video Telecarnia, siamo qui quest'anno 2025, siamo pronti, carichi per questo bellissimo palio. Sole splendente, calore a volontà, gli atleti sono quasi pronti, le contrade hanno sfilato. Adesso andiamo a cercare questi ragazzi, questi giovani delle contrade e chiediamo un'impressione che hanno per il palio, ma soprattutto i giovani che è il futuro. Quindi seguiteci, siamo su VTC. Dicevamo belle ragazze, vediamo, sentiamo da questa bellissima voce giovanile da dove, che contrada è? Da che contrada? In Chiaroi. Io in Chiaroi, incredibile, in Chiaroi vuol dire? Paularo. Ma precisamente dove di Paularo? In Chiavec. Io in Chiavec, non stetta diminue. Ecco lei invece? In Villa Mezzo. Villa Mezzo, molto bene. Allora quest'anno siete venute qua, prima volta solo a sfilare o c'è qualche gioco che andate a fare? Che gioco? Che gioco? Il palio dal Fen. Ah, il palio da fan, quindi siete atlete tutte e due? Ma no, Lei no, io no. abbiamo beccato cari amici un atleta. Quindi allora chiediamo a questa ragazza che si chiama? Violet. Ecco Violet, ti sei preparata? Guarda che è dura, con la Loge e la Chiaroggiule, è dura, Hai fatto 2 corsette per via Roma Paularo? No. Oppure all'interno di Chiavec? Non ti dura Chiavec? No, ho fatto i vestiti l'anno scorso. Ah, quindi allora è già allenata. Questa sorride. Gianluchino, questa sorride. Vorrebbe dire tante cose, anche lei di Paularo sicuro? Sempre delle ville? No, via Piave. Via Piave, molto bene, via Piave, noi conosciamo molto bene via Piave. Allora, senti, tu invece solo sfilata? Solo sfilata. E questo bel ragazzo qua? Paularin? Sei suo frate. Fradi, non stai mica tu cosa, senti tu. Ma neanche pare idea. No, niente, solo sfilata Gianluchino, ma proseguiamo! Iniziata la gara del Seon. Guardate, caro pubblico, qual è il movimento continuo che devono fare questi atleti. E non è una cosa semplice, perché bisogna lavorare in assoluto sincronismo. Uno tira e l'altro agevola il rientro del Seon. Non si può spingere, bisogna solo lasciare che la lama scorra sul tronco.
Dai ragazzi, dai, che la metà è superata. Ecco. Non abbandonateci, dai, chi è sulle Pardaur tribune, avanti, cerca di aiutarsi su, con il su. CONI, mentre Place sta recuperando tempo. Pardaur è ripartito in bomba. Dai Ma Place, dai che ci gli siamo. amici di dai, Place che stanno ci arrivando in siamo. fondo con Dai, difficoltà dai. e via il primo pilon. Vai, ancora ragazzi. Dai, ancora uno sforzo. Intanto che dai. gli amici di Pardaur non finiscono. Dai, ci siamo. Ci siamo. Un paio di centimetri e vai anche Place. Pardaur ha terminato. Partiti! Con grandissima foga la contrada di Cleules, forse con più precisione la contrada di Riu. E sono tecniche diverse, Sì, decisamente, perché questa gara è proprio un misto, richiede un misto tra forza e precisione, perché non si può fare un lavoro grossolano, ecco, per portare a termine questa gara. Ma soprattutto questi atleti devono aver ascoltato quello che i vecchi hanno insegnato loro, di come arrivare a tagliare velocemente il tronco. I ragazzi si stanno sforzando un bel po', Il legno sta cominciando a diventare duro. Probabilmente questo tronco è piuttosto ostico, diremmo noi in friulano. Ma io ti chiederei se c'è mai stato un tronco nel nostro palio che non sia stato ostico. Esatto. Mi sa di no. Oh, Romano, mi sa che Cleulis è alla fine, È quasi alla fine, E via! Cleulis ha terminato. E lo spirito agonistico vede gli avversari che si aiutano a vicenda. Ci siamo quasi. Dai che ce la fate ragazzi! Dai! E anche Rio ha terminato! Bravissimi ragazzi, anche la contrada di Rio ha portato a termine la gara. Abbiamo qui, Tesvilles non vengono al palio, vendono miele. Le ville sono classiche perché la vendita del miele lo producono qua in zona e poi lo distribuiscono al palio al mondo intero. Questa bella donna che è qua con noi, che sicuramente farà qualche spettacolo nel senso sportivo. No, io Solo in cucina, ma non ha solo sfilato. sì, ho solo sfilato. Quindi lei, come si dice, dà agli altri la possibilità, ai giovani la possibilità di correre, giusto? Certamente. Noi abbiamo già dato, diciamo un po', Noi no? abbiamo già dato. Oh, molto bene, molto bene. Allora, vediamo un attimino se abbiamo altre. Qui si stanno cambiando, molto bene, eccole qua. Queste belle donne, queste ragazze qua, simpatiche, ecco, che si chiamano, vedi qua? Anna. Anna è? Virginia. Virginia, sempre Ville? Certo, Ville, no. sempre Ville? No? Sempre Beh, ma comunque sempre Ville, Testeons. Sì, Teseo. Molto bene. No, perché qua non si scherza, il campanilismo è a livelli estremi. Ecco, allora voi fate solo, cosa fate? Solo la sfilata oppure? No, il palio d'arco. Ah, quindi abbiamo trovato altre due? Tutte e due? Due atlete. Allora dove ci si allena qui a Testeons? Dove ci si allena? Non si Per sveglia. le vie, per i viuzzi, oppure si va oltre? Si va giù a si passa oltre il fiume? Nelle nostre zone rimaniamo. Che per passare oltre il fiume bisogna avere l'autorizzazione. Sì. Qua è così, ecco così. Quindi vi siete pronte? Certo. Allenate, fate sport? Sì, 2 fondiste. Due fondiste nell'Aldo Moro? Sì. Ecco, vedi, l'Aldo Moro ormai è, diciamo, è il fulcro di tutta la nostra vallata, è il fulcro dove nascono i veri atleti. Bene, allora in bocca al lupo. Crepi. Grazie. Qual è il momento più difficile, diciamo, in questo... Prima della partenza. Quindi col fieno, bloccarlo, con i Saulins? Esatto. Vi siete allenati con questo? Certo. Ecco, va benissimo, abbiamo anche la Ville, due belle ragazze, continuiamo. Partiti. Ed è partita la competizione Cente e Ville. Guardate ragazzi che ritmo. Questi sono degli automatismi, non sono degli umani. Stanno scendendo con una velocità incredibile. Io non vorrei essere quel povero Seon. Da Allora notare Cente, il ahimè, ritmo. è già arrivato alla metà. Ma Ville non è proprio tanto lontano. Cente è quasi alla fine, signori, siamo a 3/4 del Seon, ci siamo quasi Perché Cente è in e fondo. anche Cente ha finito. Terrificante ragazzi.
Signori, un grande applauso anche per la contrada di Ville che sta per finire. Dai! Sta per cadere. Dai! Ed ecco, anche Ville è arrivata in fondo. Complimenti, veramente, questa sfida è stata veramente elettrizzante. E adesso stiamo per dare il via alla quarta manche. Qui siamo sempre nelle ville, ecco abbiamo qua la nonna di tutta la villa, eccola là, che ci vuole raccontare questo loro spazio in questa vallata così immensa che è l'Alto But, ecco. E che cosa si fa dalle vostre parti? Dalle nostre parti. Cosa si fa? Cosa si fa dalle nostre parti? Sentite, ha un po'... Ho la voce secca. La voce ieri sera è stata una serata dura. Conosciamo tutto ormai, amici. Sempre in quel di Castion. Sempre quelli che... Si canta, si balla, si canta e quindi si perde poi la voce. Si balla. E noi ci si diverte. Molto bene, molto di là da laghe non stim benissimo. Avete notato, di là da laghe, no? Perché adesso hanno tolto, diciamo, perché una volta c'era la dogana e quindi bisognava avere il permesso per passare dall'altra parte. Adesso per fortuna con l'Europa Unita hanno tolto anche la dogana, quindi si può passare tranquillamente di là da laghe. Però a modo. A modo. Invece qui abbiamo un atleta, penso. Ecco, che cosa farà l'atleta? La chiame. Ecco, vedete, abbiamo un atleta che farà la chiame, quindi allora il momento più critico della chiama. Le ave. E quindi lì si perde tempo. Sì. Vedete, tocca stare all'occhio, perché se poi non si lega bene, cosa succede? Perdi il palio. Si perde il palio, quindi è un momento importante che poi dopo vedrete che Gianluchino poi filmerà tutto e noi, anche noi saremo lì a guardare e naturalmente a tifare uno con l'altro e quindi in bocca al lupo anche a voi, a Ville, e speriamo insomma di un buon palio. Sì, certo. Bene, ma noi continuiamo. Partiti! Anche Somaville e Casalisega sono partiti con due ritmi eccezionali, direi. Sì, il ritmo è quello di Somaville sicuro. Mentre il Granducato adesso si è avviato, il Seon è entrato nella propria sede e adesso stanno andando a regime. Lasciamo battere i tamburi allora. Allora vediamo intanto che Somaville sta arrivando quasi in fondo, però stanno cominciando a fare un po' di fatica. Il Granducato che punto è? Dai ragazzi, dai! Il Granducato purtroppo è andato un attimo di traverso. C'è stato qualcosa. Somaville ha terminato, un fondo. applauso signori Bravi, per la nostra contrada. Qualche dai centimetro pubblico, alla fine. dai, ancora 2 applausi per questi ragazzi, avanti! Dai che ci siamo, dai! Sta cedendo il pilon. Dai! E adesso eccolo che cade. E vai! Siamo con la contrada non sto a tabaiano italiano, perché se no non lo capisci, capito? Perché noi ormai siamo internazionali, quindi bisogna, ci seguono in tutto il mondo, quindi bisogna parlare in italiano. E allora siamo con la contrada di Sutrio, Ciucciuvinta, cavolo, avevo visto, cari amici, avevo visto Zoncolan e quindi tutti conoscono Zoncolan per Sutrio. Siamo degli infiltrati, gemellaggio, quindi cosa fai, corsa, non corsa? Io vengo a spiare un po'. Ah, tu controlli degli avversari. Ah, vedete, c'è anche una spia bulgara, avete capito? Lui viene lì col taglietto per farsi conoscere, per fare, e poi spia, perché ci sono anche queste tecniche, no? Si ruba il mestiere, si deve per provare a vincere. Bisogna rubare mestiere. Quindi questa tiaroggiole qua, questa loge con la tiaroggiole, com'è? Ma è un po' vecchiotta, mi sembra che sia un po' a rischio, no? A rischio. La tiaroggiole come la vedi? No, è bene. È bene la tiaroggiole, Non capisco se è quella o la... Allora, questa è quella per il fieno, ve lo dico io cari amici che ormai ho fatto una cultura dopo anni e anni, questa è quella del fieno, invece questa è la vera tiaroggiole, questa l'hanno fatta nuova perché dovete capire che a Sutrio sono due marangons, no? Due marangons a Sutrio, quindi a San Fadut. E allora sanno lavorare il legno e quindi questa qua è la tiaroggiole, questa dedicata per la corsa del palio. Esatto, con le legna.
Tu come ti chiami? Christian. Bravo Christian. Allora la spia Christian, attenzione alla spia Christian, la spia Christian. Che ha dato il via. E adesso vediamo questi atleti come vanno giù con questo Seon e questo tronco. Beh, direi che Ciurciuvin ha un'anda veramente molto spinta. Sono già a metà, sono quasi a metà dell'opera. Temo che riusciranno a vincere rispetto a Cente. Sono già arrivati alla metà e stanno superando. Anche la tecnica di Liu Shu Letaozi non è male, ma la velocità di Ciurciuvin lascia senza parole. Mi sa che abbiamo qua trovato qualcuno che fa concorrenza a Cente. Siamo lì, Siamo lì. molto, molto Dai vicini. ragazzi che ci siamo e hanno già finito. E Ciurciuvin ha fatto il suo lavoro. Dai che siamo a 3/4. Dai pubblico incitiamo Liu Shu Letaozi che stanno per portare a termine la loro impresa. Dai ragazzi che ci siete. Ancora poco. Manca poco. Dai che ci siamo. Ci siamo quasi. 1 centimetro. Ci siamo quasi. Ed ecco il pilon che cade anche per Liu Shu Letaozi. Sentiamo il commento di quelli di Cercivento che sono stati molto molto veloci. Elio, dai, parla tu. Meglio di così non potevamo fare. E vediamo se il tuo collega è d'accordo qua. Idem. Coloro che si sono posizionati al terzo, secondo e primo posto della classifica del Palio del Seon 2025 con un tempo di 1 minuto e 22 secondi e 92. Signore e signori, accogliamo la contrada di Place con Craigoro Luca e Punta il Federico. Siamo pronti allora per chiamare anche i secondi classificati. Potremo fare un toto scommesse per sapere cosa ne pensate. Cosa dite? Secondo voi chi tra Cente e Ciurciuvin si è aggiudicato il secondo posto? Con un tempo, attenzione, di 40 secondi e 61. Signore e signori, la contrada di Ciurciuvin con Derivo Hermes e Ferigo Elio. Complimenti anche a questa seconda contrada posizionatasi al secondo posto. Eccoli che salutano tutti quanti i loro concorritori, coloro che hanno concorso al Seon di quest'anno, mentre la nostra piazza si prepara ad accogliere i vincitori del Palio del Seon edizione 39 anno 2025. Signori e signori, con un tempo di 35 secondi 89, un grande applauso alla contrada di Cente con Silverio Andrea e Langillotti Damiano. Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. Salutano anche loro tutti quanti i contradaioli e si apprestano a ricevere i premi del caseificio di Sudrio e delle ceramiche Lazzara. Cari amici, ma perché noi dovete capire che noi li conosciamo un po' tutti i ragazzi, perché la vallata è piccola, siamo in 5.000 in tutto, quindi ci conosciamo tutti. Abbiamo la contrada di Cente. Cente, però tiro per Rivo. Tira per Rivo, ma ho capito, però comunque lui è la contrada di Cente, però lui è originale di Rivo. Ecco, sì. E lui fa la chiame per Rivo. La chiama per Rivo. Ecco, allora Samuele, lo conosciamo molto bene, ecco, dacci qualche spunto per capire un attimino qual è il trucco per fare una chiame veloce e che sia consistente con un serraggio veramente da Guinness dei primati. Allora, il serraggio è sicuramente buono perché lo facciamo sempre buono. Se vuoi sapere come si fa veloce, eccolo, gli chiedi al Teo, perché lui sa come si fa. Lui sa. Allora, vedete,
La nostra tecnica è già quella di passare un Shaolin dentro i tres e l'altro fuori, così già risparmi 3 secondi. Ma non sono sufficienti ancora. Prima di arrivare ai livelli di Liu Shu e Tao. Sì. È difficile, perché qua, ma adesso abbiamo cambiato, quest'anno abbiamo cambiato. E allora... No, abbiamo cambiato, c'è un altro, c'è il Jumpy, c'è il nonno Sam, quindi, però voglio dire... E quindi forse c'è una possibilità. Abbiamo fatto un... come si dice, Gianluchino? No, quando si dice la notizia e poi... Uno scoop, no, dicono i ragazzi adesso abbiamo spoilerato, dicevi voi abbiamo spoilerato. Noi spoileravamo col Sido. Continuiamo, abbiamo una coppia fantastica qua che si sfiderà tutto il palio per una chiame egregia. Noi abbiamo vinto una volta, ma siamo arrivati sempre vicinissimi alla vittoria per la chiame, sempre primi. Voglio dire, adesso abbiamo cambiato coppia, adesso chissà. Allora qui abbiamo nonno, e allora nonno chiediamo, cosa ne pensi? Com'è? Come la senti? Come la percepisci? Le benon il discorso. Sì. Ce la faranno quelli di Liu Shu e Tao? Ma certamente. Diamo il massimo come sempre. Poi... Qual è il segreto? Lo chiediamo tutti un po', il segreto. Come ogni buon cuoco, il segreto rimane segreto. Quindi, allora, lui è ormai un pioniere ormai delle chiame. Invece qua abbiamo il maestro Jumpy, che è la prima volta che fa la chiame. Allora, come ti senti? Senti carico? Ti senti propositivo? No, mi sento carico e sì, sono... Diciamo che forse riusciamo a farcela, dai. E dopo vecchio fare queste cose qua è un po' duretta. Sì, perché insomma ci proviamo, ci mettiamo in gioco e speriamo che vada bene. Diamo il massimo che possiamo dare, insomma. Lo vedremo. Intanto in bocca al lupo, li seguiremo comunque. Caricano. Madonna, Cefalì è fantastico. No. Di vero, tutti molto veloci, non ci sono grandi distinzioni quest'anno, veramente. Senza parole. Siamo quasi a buon punto, attenzione. Oh Madonna santa, stanno alleando con i Shaolins la chiame, sono quasi tutti pronti per partire. Infilano la loge nella chiarogule. Dai che c'è qualcuno in partenza, partono! Ecco Somprat. Simon arriva! Somavile. Ciurciuvint. Alzate le mani ragazzi. Bardaur. Anche Cleules. Sudri, attenzione alle transenne ragazzi, allontanatevi dalle transenne, bambini soprattutto. Dai che le ultime contrade arrivano. Eccoci, arriva anche Cente. E anche la contrada. La girano e su le braccia. Bravi ragazzi, complimenti. Sì. Pubblico, vi avevamo avvertiti che questa era la gara più veloce del nostro palio, mentre aspettiamo che ancora 2 contrade portino a termine il lavoro. Le contrade che hanno concluso allontanarsi dalla loggia chiaroggiule immediatamente. Ecco. Eccoli. Dovete allontanarvi dal carico. Abbiamo ancora una contrada, pubblico, applaudiamo questa contrada che deve ancora portare il carico alla partenza. Ragazzi. Se voi foste al posto loro, credetemi, avreste bisogno di un bel po' di applausi.
E in terza posizione abbiamo la contrada di Ciurciuvin con Del Negro Ruben e Zanier Gabriele. In seconda posizione abbiamo la contrada di Somavile con Jobromano e Morassi Alessandro. E naturalmente al primo posto abbiamo la contrada di Somprat con Concina Steve e Concina Simon, accompagnati dai loro figlioletti. Complimenti a tutti! Stasera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so. Eccole, eccole, sono già partite. Place è già partita. Sono quasi partite tutte. Eccole, eccole, parte anche l'ultima contrada. Continuiamo con gli applausi, signori e signori, li aspetta tanta fatica. Signori, mi raccomando, vogliamo delle accoglienze calorose per la nostra prima coppia in arrivo. Romanin Paola e Dicetta Martina, la contrada di Somavile. Un applauso, signori. In arrivo anche la seconda contrada. Devono passare, mi raccomando, dovete passare la linea d'arrivo. Pardaur. Dai, Place, dai. Incredibile. Questione di secondi. Ecco che arrivano le prossime. Dai ragazze, dai. E anche il Granducato è arrivato, seguito da Liusciul e Tauzie. E la contrada Ricente. Dai ragazze, dai. Dai che siete a pochi metri dall'arrivo. Dai Somprat. Dai ragazze, passate la linea. Ridu. E infine la contrada di Inchiaroi. Chiedevo ai giudici se sono arrivate tutte. Signore e signori, con un tempo di 2 minuti 41 secondi e 92 si aggiudica al terzo posto la contrada di Place. Applauso alle terze classificate. Si aggiudica invece la seconda posizione in questa classifica 2025 del Palio d'Alfen con un tempo di 2 minuti 38 secondi e 49, la contrada di Pardaur.
Competitivi questi Pardaur, mi sa. Anche se i miei colleghi hanno già spoilerato il primo posto di questa classifica, di la verità l'avete visto tutti con i vostri occhi, l'arrivo di questa contrada che ha portato a casa il Palio d'Alfen con un tempo di 2 minuti 26 secondi e 58. Signore e signori, un applauso per la contrada di Somaville. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break and to rinse. E adesso lo grande competizione, sono tutti ammucchiati, tutti gli atleti si stanno ricorrendo, non c'è nessuno che si è staccato dal gruppo, sta andando tutto assolutamente regolare. Eccoli che arrivano già giù in Cente, i primi hanno già sterzato verso il borgo di San Jacombieri, il giro che poi li farà tornare indietro. Adesso senza riprese, senza Facebook. Abbiamo Somaville assieme a Pardaur in prima posizione, Somaville in secondo, poi c'è Ciurciuvin, rispettata, ecco Ville, poi arriva in Chiaroi, Granducato di Casalsega, Placeli sulle Tausie, in 3 in parallelo, stanno arrivando, abbiamo Gombe da Poch, Sudri, Leules, Somprate Cente. Ed ecco il primo cambio per Somaville, cambio per Pardaur, ed ecco che arriva in Chiaroi, Ciurciuvin però non può ancora partire perché non sono arrivati tutti e due gli atleti. Granducato di Casalsega, Ville, e poi abbiamo Place, Liusole Tausie, Sudri, ed ecco che arriva anche Cente, e dietro a Cente Gombe da Poch. Ricordo a tutti coloro in piedi, seguita da Pardaur, poi c'è in Chiaroi e Ciurciuvin. Signori, è una gara splendida, emozionante. Ed ecco Place, dai ragazzi, seguito da Ville, e poi
Abbiamo gli amici del Granducato che non mollano. Sudri, Gomela Fox e Liusciule Tauschie. Quest'anno tutte le chiamme sono state fatte per bene, non c'è uno che sta perdendo il carico. Ecco che arriva Cente. Ma stiamo attendendo anche i primi che stanno per arrivare. Ryu Cleules. Sta arrivando Somavile, seguito da Pardaoud, e Somavile vince il Palio 2025, 39esima edizione. Arrivano i Chiaroi, Giorgio Vinda a pari merito. Mamma mia che gambe, signori, un'entrata a pari merito. E spostatevi da Lehman che se arriva qualcuno. Vince il Palio 2025 Somavile. E adesso Andrea sta arrivando. Place, dai ragazzi che ci siete. Arriva Vile. Sudri che non ha mollato un colpo. E poi abbiamo il Granducato di Casalisega. Liusciule Tauschie. Gomena Poc e Cente. E Dulcis in fondo, signori, un grande applauso. E con Cleulis si conclude il Palio 2025. Siamo con i ragazzi di Somavile. Vediamo i fratelli Rovere, gentilmente venite vicino a me. Dai ragazzi. Dai Fede. Il terzo classificato di questo Palio 2025 con un tempo di 7 minuti, 19 secondi, 86 centesimi, la contrada di Inchiaroi. Bravi ragazzi di Inchiaroi. Bravi ragazzi di Paolaro, siamo felicissimi di averli riavuti dopo qualche anno a partecipare al Palio e sono stati quest'anno veramente competitivi. Al secondo posto della classifica 2025 del Palio da Schiarogiules della 39esima edizione con un tempo di 7 minuti, 6 secondi e 52 centesimi, la contrada di Pardaoud. Applausi a questi ragazzi, secondi classificati, che hanno dato
Il filo da torcere alla contraria di Somaville, arrivando veramente a un soffio da loro. Il premio, l'onore di aver vinto la 39esima edizione del Palio da Schiarogeles del 2025 con un tempo di 7 minuti 5 secondi e 86 centesimi. La contrada di Somaville, Robert e Michele di Centa Patrick, Robert e Federico e Buttazzoni Lorenzo. Complimenti ai vincitori! Somaville, ale! La mia contrada, scusatemi, mi è uscito dal cuore! Mi sembra giusto. Allora i premi, c'è il trofeo, che loro hanno da recuperare tutta la legna, hanno non so quanti formaggi e non so quante cose, comunque tantissimi premi. Oltre che naturalmente le ceramiche. Noi li aspettiamo gli amici di Somaville qui in alto, nel posto più in alto della tribuna, così possiamo poi fare la foto. Aspettiamo anche il sindaco, gentilmente, anche Massimo Mentil, anche Gaia qua con noi. Io ho chiamato Stefano più volte ma non l'ho visto. Stefano Doneddu, che ringraziamo per il suo lavoro, per lo staff che ha fatto, che ha lavorato per molti giorni instancabilmente, devo dire. Ci siamo tutti? Abbiamo il fotografo, vieni su Gaia, perché noi per fare una bella foto, attenti, 1, 2, 3, sulle mani!